Cari Veneti, la strada per la rinascita della Veneta Serenissima Repubblica è sempre più nitida. Arrivati a questo punto, di fronte alle evidenti e continue violazioni non solo del diritto internazionale, ma anche delle più elementari misure del diritto alla sopravvivenza e alla dignità delle persone date dalle continue misure d'emergenza, senza raziocinio alcuno da parte dello Stato occupante, con il solo scopo di svaligiare il frutto di anni di lavoro di tutti noi, bisogna essere chiari. O si riacquista la dignità e si lotta congiuntamente in direzione dell'unica via che ci rimane verso la libertà e l'indipendenza, o il nostro futuro sarà di poco tenebroso. Il tempo stringe, ma la via che ha dato il Veneto Serenissimo Governo 25 anni or sono rimane la più credibile e la più significativa nel fosco quadro politico odierno. Rifacimento subito del referendum truffa del 1866. Veneti, l'unità, soprattutto nei momenti difficili, ha sempre dato impulso alla libertà e al rinnovamento della nostra gloriosa storia. Spetta a noi, in questo momento, non tradire i valori dei nostri padri ed essere all'altezza che i tempi richiedono. Un forte abbraccio e un sincero augurio di buon Natale e felice anno nuovo a tutti i veneti in patria e nel mondo.